delle ragazze. Le abbiamo viste in bikini, ma l'eleganza si vede anche nel portamento di un abito. Quindi le vedremo sfilare con i loro abiti eleganti. Con il numero 1 chiamiamo Giorgiana. Giorgiana ha 16 anni, è di Montebelluna, studia marketing, è una ballerina di hip hop e di latinoamericano e sogna di diventare una modella. Con il numero 2 vediamo Elena Ferrante. Elena ha 17 anni, abita a Vicenza, studia da estetista e ovviamente il suo sogno è di diplomarsi con un buon voto a fine anno. Giulia Fader. Giulia ha 17 anni, abita a Mestre, fa la barista e la cameriera e sogna di diventare una modella. Il numero 4, Beatrice. Beatrice ha 20 anni, è di Susegana, fa la barista e la cameriera e sogna di diventare un insegnante d'asilo. Con il numero 5, Antonella. Antonella ha 23 anni, è di Ossago, studia matematica e sogna di diventare una brava fashion manager. E sogna di lavorare nel mondo della moda. Con il numero 7, Francesca. Francesca ha 15 anni, è di Fontanelle,
Erika ha 16 anni, è di Trebaseleghe, studia grafica e sogna di diventare un ingegnere aerospaziale. Abbiamo la numero 10, Giulia, ha 18 anni, abita a Verona, studia scienze umane e il suo sogno è di viaggiare in tutto il mondo. Con il numero 11, Mariana. Numero 12, Morena. Morena ha 20 anni, viene da Mestre, fa la parrucchiera e sogna di lavorare nel mondo della moda. Con il numero 13, Giulia. Giulia ha 17 anni, è di Marghera, studia moda e sogna di aprire una linea di moda tutta sua. Con il numero 14, Isabella. Isabella ha 19 anni, Pieve di Soligo, studia geometra e sogna di diventare una psicologa. Il numero 15, Nicole. Nicole ha 20 anni, è di Altavilla Vicentina, studia medicina veterinaria e sogna di diventare veterinario.
il numero 16, Laura. Laura ha 19 anni, è di Cornuda, studia economia e sogna di diventare un bravo avvocato. Il numero 17, Sara. Sara ha 18 anni, è di Altavilla Vicentina, studia al liceo scientifico sportivo e sogna di sposarsi e avere una famiglia tutta sua. Con il numero 18, Jasmine. Jasmine ha 15 anni, è di Campo San Martino, alla parrucchiera, ma come il sogno segreto di diventare una brava cantante. Con il numero 19, Giulia. Giulia ha 17 anni, è di Castelfranco, studia al liceo classico e sogna di diventare un insegnante di matematica. Con il numero 20, Beatrice. Beatrice ha 17 anni, è di Asolo, studia ragioneria, sogna di laurearsi in giurisprudenza. Con il numero 21, Giulia. Giulia ha 18 anni, è di Lonico, studia al biologico, sogna di diventare una modella. Con il numero 22, Rossana. Rossana ha 16 anni, è di Mestre, studia al liceo artistico e sogna di diventare una parrucchiera. Con il numero 23, Rossella. Rossella ha 17 anni, è di Treviso, studia al liceo scientifico
e studia per diventare un medico. Con il numero 24, Valeria ha 21 anni, è di Vicenza, fa l'operatrice sociosanitaria e sogna di lavorare nel campo della moda. Con il numero 25, Beatrice. Beatrice ha 16 anni, è di Trevasereghe, studia lingue e anche lei sogna di diventare una modella. Giuria di guardare bene per l'ultima volta le nostre Miss, per l'ultima non perché se ne vanno per sempre, ma perché è l'ultima votazione, guardatele bene. Le ragazze ovviamente hanno dato tutto, sono molto agitate e stanno dicendo chissà che questa che si muova, che ce ne andiamo, che non se ne può più, vero? Ma io vi lascio ancora lì perché voglio qui con me, con loro che vi hanno aiutato ad essere più belle, a valorizzarvi. Intanto chiamo qui Monica Gallina, la direttrice del centro benessere Playa Beauty and Wellness di Montebelluna, e con lei chiamo anche le sue collaboratrici che si nascondono. Se le chiamo qua, vero? Ti prego così. La nostra Monica è quella che insieme al suo staff ci ha reso più belle, ci ha truccato, è lei la magica. Io da te ovviamente voglio sapere un po' di cosine. Innanzitutto tu non trucchi e basta, ma hai un centro direzionale di tutto rispetto e lascio a te la parola. Noi ci crediamo molto di Vicenza, allora ci occupiamo di bellezza ma anche di benessere. Lavoriamo con dei marchi che comunque ricerchiamo in continuazione, nel senso che ci siamo affidati perché siamo un centro che lavora sia lavoriamo sui bambini, sulle donne in gravidanza fino ad arrivare al malato oncologico. Quindi abbiamo comunque delle linee cosmetiche che sono completamente di alta ricerca, senza parabeni, filtri, quant'altro, sempre all'avanguardia. Poi abbiamo anche, utilizziamo dei macchinari, quindi ci affidiamo all'utilizzo dei macchinari, quindi di shape, di specialist, abbiamo tutti i servizi base estetici, anche solarium. Lei è la nostra responsabile del make-up e lei è Martina che ci aiuta in tutto un po' il jolly della situazione. Andate a trovare ovviamente la nostra Monica che vi fa nuova, perché vi fa nuove e nuovi perché ha le manine d'oro. Ma dove? A Montebelluna, siamo nella piazza Nicolò nel Tomaseo e sì, ci trovate su Facebook, Playa Beauty and Wellness, e abbiamo anche il sito online www.playabeautyandwellness.com e lì vedete tutti quanti i nostri certificati, dove siamo specializzate, i nostri servizi. Direi che avete un curriculum di tutto rispetto. Io vi ringrazio, grazie Monica. Assolutamente a noi l'imbarazzo ci piace perché noi siamo genuini, grazie di averci truccato, grazie di essere qui e speriamo di avervi sempre con noi. E ora ovviamente
abbiamo avuto il trucco, ma abbiamo avuto anche il parrucco. Chiamo qui tutto il gruppo dei saloni Quest. Un applauso! Allora, ovviamente passo la palla a lei, perché a lei, cosa faccio? Voi di centri ne avete tanti, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta di che centro scegliere. Li elenchiamo, che facciamo? Allora, intanto buonasera a tutti quanti, grazie per essere qua con noi e volevo comunicare, allora, i centri sono 7, abbiamo qua in Lorba, poi a Conegliano ne abbiamo 2, in Via Lourdes e in Crevada, poi ne abbiamo un centro a Montebelluna, poi uno a Sacile, uno a San Donà e l'altro a Motta di Livenza. Ovviamente tutti i nostri ospiti sono curiosi, io vorrei che lei mi indicasse la pagina Facebook, il sito dove possono vedere tutti i vostri servizi. Sì, allora, basta andare su Quest Parrucchieri o cliccare sopra su Facebook come Quest Parrucchieri di Lorda o Montebelluna, Conegliano, eccetera, e lì potete trovare tutte le immagini, tutte anche le Fashion Week che sono state fatte a Milano, un po' personaggi famosi, e noi siamo un po' in giro in tutto il mondo e per questo Esatto, rincaro io la dose perché ovviamente lui è stato umile, ma loro hanno pettinato in varie sfilate, in vari eventi importanti, non solo in Italia ma anche a Londra, giusto? E Parigi. Eppure Parigi. Ovviamente l'ultima cosa che possiamo fare è ringraziare i suoi collaboratori. Sì, infatti voglio ringraziare allora una parte di collaboratori perché altri sono rimasti per altri impegni, altri sono andati via perché avevano la lontananza da tornare a casa, e intanto voglio fare un ringraziamento al staff che è rimasto qua con noi fino alla fine, e anche un altro ringraziamento agli altri che se ne sono andati a casa. Grazie mille a voi per averci pettinato, grazie per essere qua, vi vogliamo ancora con noi. Buona serata, grazie. Ovviamente ora devo concedere anche voi, ragazzi, andate a riposarvi che ve lo meritate perché qui il dado è stato tratto. A dopo. E ora la serata prosegue con una sorpresa. La sposa di Zanchetta Stefania andrà in scena qui questa sera con degli abiti unici, realizzati con dei tessuti preziosi, capi di una leggerezza unica che bisogna assolutamente indossare. Tanti modelli, tutti diversi tra loro, a disposizione per future spose e non. Prego!
anche alle nostre ragazze che direi che così vestite esaltano ancora di più la loro bellezza. Complimenti. E chi meglio della proprietaria di questo atelier può dire due parole nel merito? Invito qui la Zacchetta Stefania. Buonasera, grazie Silvia. Buonasera, allora intanto le faccio i complimenti per i suoi abiti, la ringrazio per essere qui e per averle vestite. Ovviamente tra di noi, tra di loro, ci saranno tante future spose, perché no? Quindi dove veniamo a trovarla? Allora, innanzitutto grazie a tutti, grazie a queste ragazze meravigliose e molto professionali, a tutte le persone che hanno reso possibile questo evento. Vi aspetto ad Atelier La Sposa a Villorba, a 2,5 chilometri da qua, per i vostri eventi, per i vostri matrimoni. Grazie. Ragazze, state ferme qui, vestite così, perché ora è arrivato il verdetto finale. Ora premieremo la vincitrice, le vincitrici, perché più di una sarà fasciata questa sera. Invito Stefania Trulla, la nostra coreografa, a raggiungermi qui a centro pista. Ovviamente chiamo anche la nostra valletta munita di fascia e gadget. Non è uno scherzo, tocca a te. Tocca a te premiare la prima ragazza. Sai come si mette una fascia? Se anche sbagli non succede niente, è ben accetta comunque dalle ragazze. Questa sera, qui all'Odissea, la prima ragazza ad essere fasciata, ovvero Miss Papergraph, invito ovviamente a raggiungermi qui, è Denisa Pitea. Complimenti Denisa! Ovviamente rivolgetevi verso la stampa, un abbraccio e un sorriso. Complimenti Denisa, torna pure al posto, grazie Stefania. Invito Elsa Lucchetta a raggiungermi qui a centro pista. Ovviamente chiedo anche a una delle nostre bellissime vallette, perché noi pure le vallette abbiamo belle, a portarci il gadget e la fascia.
raggiungermi qui. Fascia Miss Vitalities, che questa sera è Beatrice Gasparini. Complimenti Beatrice, fai una foto con la nostra Laura, i fotografi sono davanti a voi. Complimenti. Complimenti, grazie Laura. E ora siamo arrivati alla fine. Però è doveroso fare una premessa. Voi siete state ovviamente tutte brave, ma non perché si dice, ma perché si è visto. La corona, come abbiamo premesso, è solo una. Nessuna si disperi nel caso non sia la vincente, perché se non è questo la serata, il luogo nel quale sarete vincitrici, la vita vi presenterà ogni giorno situazioni nelle quali essere vincenti. E quindi invito Giannino Veneranti, titolare di questo bellissimo locale che ci ha ospitato questa sera e che ringrazio ovviamente, seguito dalla nostra madrina Beilin, perché andremo ovviamente a incoronare la miss della serata. Ovviamente abbiamo anche l'omaggio floreale, direi che c'è tutto. Una musica che si presti, ce l'abbiamo, begli uomini, la regia. E stasera, semifinalista nazionale a Miss Mondo Italia 2018 all'Odissea Fan City è Valeria Faccin. Saluto Monica Gallina per il trucco, saluto i saloni Quest per i capelli, saluto Stefania Trulla per la coreografia, saluto tutti i nostri giurati che si sono prestati con simpatia e autorevolezza al voto, e ovviamente saluto il nostro Mario Bonesi, le ballerine Tommy Dice. Con il cuore io devo salutare lo staff che sempre ci accompagni, Paolo Stramare, Vittorio Franceschetto, la super Silvia Faiola, Anastasia, Giulia Nicole Marco e ovviamente quelle persone d'eccezione. Cuore di questo concorso Simone e Maria Giulia. Un applauso a tutti. Seguiteci, mettete tutti mi piace alla nostra pagina Facebook e veniteci a seguire in tutte le nostre serate. A presto! Scusate dell'introduzione, mi intrometto. Io vorrei fare un applauso anche alla Cristel che ha presentato questo concorso, che è per la prima volta organizzato da sole donne, quindi direi di fare veramente un applauso a Maria Giulia e la sua collaboratrice Silvia, che è Anastasia, che non è qui, che non la vedo, dov'è? Vabbè, adesso arriva. E Giulia e Simone. Allora, c'è un altro nuovo, c'è anche un nuovo. Allora, grazie a tutto questo staff meraviglioso di donne. Oltretutto questo concorso rispetto agli altri è veramente originale, perché non ho mai visto
una sfilata di abiti da sposa in finale proprio, quindi veramente una cosa bella. E io rinnovo i complimenti a tutti quanti, a tutte quante le Miss che hanno sfilato questa sera, e per voi che avete organizzato c'è un omaggio floreale anche. Grazie mille. Che non è solo per le Miss, anche per voi. Allora grazie, vi rilascio la linea e grazie ancora e buona serata.